Francesco Vianello, prima il Veneto, buonasera. Buonasera direttori, buonasera Buonasera a voi. Vianello, grazie molte. Nella copertina il sommo poeta Dante proibito in una scuola di Treviso perché offenderebbe l'Islam. La questione Maometto è inserito da Dante Alighieri nell'inferno e quindi per questo la Divina Commedia, secondo la comunità islamica, sarebbe offensiva nei confronti delle famiglie musulmane. Francesco Vianello, tra l'altro, è insegnante, per cui io partirei da lei, Vianello. Cosa è già successo? Da insegnante come la vede? No, questa è la prima volta che mi capita di sentire una cosa di questo genere. Che dire, mi dispiace perché già si studia sempre di meno, si legge sempre di meno. Fra poco non sanno neanche più scrivere in corsivo, se adesso andiamo a togliere anche un capolavoro, un patrimonio dell'umanità che è la Divina Commedia del sommo poeta Dante, cioè bisogna anche spiegare, no, a chi non è contento, a chi sta protestando, contestualizzare insomma queste dichiarazioni che il sommo poeta ha fatto all'epoca, no? E quindi inserirle all'interno di un dibattito culturale in cui si valorizzino, come diceva prima qualcuno nel servizio precedente, si valorizzino i punti di vista degli altri. Cioè, a questo dovrebbe servire la scuola, no? A favorire e fluidificare questo scambio interculturale proprio per far capire i punti di vista diversi, di gruppi diversi, anche in momenti storici completamente diversi dal nostro. Vianello, su questa campagna elettorale anche è uscito oggi un sondaggio in cui c'è un lieve calo di Fratelli d'Italia, un recupero del Partito Democratico, Forza Italia che potrebbe superare la Lega e quindi insomma potrebbero esserci delle sorprese. Ma quello che vincerà secondo me sarà il partito dell'astensionismo, no? Perché sempre più italiani, sempre più elettori sono sfiduciati e soprattutto in Veneto noi riteniamo che in questo momento non ci sia nessuna forza politica realmente rappresentativa degli interessi del Veneto e dell'autonomia del Veneto, che è stata votata col 98,2% dal 57% degli elettori nel lontano 2017. Pertanto vi ricordate quello che è successo a gennaio di quest'anno? Hanno votato il decreto autonomia al Senato. Adesso la Camera, ci avrei scommesso che sarebbe slittato dopo le elezioni europee. Guardate, veramente ci avrei scommesso. Sì. Adesso veramente i veneti si sono resi conto che chi sta al governo non vuole l'autonomia del Veneto, non ce la vogliono dare. Né la Lega né Fratelli d'Italia, non gliene frega assolutamente niente dell'autonomia. Adesso però tutti si spacceranno, tutti fingeranno di essere autonomisti a 2 passi dalle elezioni. Per cui il nostro invito è no. Non andate a votare veneti, voi che credete nell'identità veneta, voi che credete nella necessità esistenziale di sopravvivere del Veneto, di avere un futuro migliore che si realizzerà solo attraverso il primo step, il primo passo che è quello dell'autonomia, noi consigliamo caldamente no. Restate a casa, io resto a casa, l'8 e il 9 giugno non troverete nessun simbolo fra quei 42 e passa simboli che ci sono sulle cartelle elettorali, nessun simbolo che farà gli interessi locali del Veneto. Ecco, questa è la nostra posizione, direttore. Però Vianello, bisogna anche dire l'autonomia col DDL Calderoli è finalmente in Parlamento, no? C'è stato il voto al Senato, adesso come no? si aspetta il voto della Camera dei Deputati, per cui non è che ci sono dei ritardi, ci sono i bastoni tra le ruote, sono 2400
405 giorni dal 22 ottobre. Ma non è questo il corretto processo autonomista. Loro non dovevano innescare una trattativa che coinvolgeva tutte le regioni, anche quelle che l'autonomia non l'hanno chiesta, perché questo processo resterà per sempre subordinato alla definizione e all'impossibile finanziamento dei LEP, dei livelli essenziali di prestazione. Ma vi rendete conto dove lo troveremo mai quell'oceano di denaro per finanziare i servizi pubblici del Sud che sono indietro di 200 anni rispetto al Veneto? Per cui il processo autonomista loro hanno fatto apposta, diventerà la pallina nel gioco del flipper, sballottata di qua e di là fra decine di enti e di commissioni, per tornare ogni volta sistematicamente al punto di partenza, come nel gioco dell'oca. Vi stanno prendendo in giro e lo faranno per altri 24 mesi e fino alla fine di questa legislatura. Insomma, questo è un quadro catastrofico in cui gli autonomisti non credono più di tanto. Si andrà avanti con le unghie e con i denti, si cercherà di arrivare a un risultato. La definizione dei LEP, oggi il Corriere del Veneto parlava appunto di 24 mesi, le risorse mancano in generale, nel senso che noi abbiamo un debito pubblico di 3.000 miliardi, ogni mese il debito aumenta di 23 miliardi, per cui siamo, diciamo, complessivamente alla canna del gas, al di là dell'autonomia. Ma Vianello, intanto però l'Europa nell'immaginario collettivo è ancora lontana, no? E secondo me non è male l'idea del logo Stati Uniti d'Italia, perché dà l'idea di una federazione di stati, di una collaborazione tra gli stati che finora è solo l'Europa è un'entità. È un'entità. Voi cosa pensate che dovrebbe essere? Sì, meravigliosa nelle intenzioni teoriche quella di una federazione di stati magari federali. Certo, questo è un sogno utopico che però è rimasto sempre evanescente. Non si sa cosa facciano questi signori in calzamaglia che ci sono all'Europarlamento di Strasburgo. Vanno, non vanno, salgono, scendono con tutti i loro rimborsi, questi 7.500 euro al mese che prendono, più altri 4.500 euro per l'alloggio, più altri svariati bonus, no, per i biglietti aereo o per i biglietti per il treno, per non fare assolutamente, per fare dei balletti, delle danze folcloristiche popolari, mentre invece qui nel nostro territorio ci sono dei problemi molto più grossi e stringenti. Mi riferisco specialmente al problema sicurezza che affligge Mestre, che affligge la zona della stazione e del quartiere di Via Piave e di tutte le laterali. Veramente qui c'è da fare un appello trasversale a tutte le forze politiche e alle istituzioni. Allora, prima di tutto vanno ringraziate le forze dell'ordine, tutti i funzionari e gli agenti delle forze dell'ordine che stanno facendo un lavoro immane, un lavoro enorme, un sacrificio per riportare l'ordine e la legalità nelle nostre strade che sono invase da fiumi, da tonnellate di sostanze stupefacenti di ogni tipo. Ma adesso viene il momento della politica. Qui è la politica che deve dare risposte a questi cittadini che non possono neanche più uscire di casa perché queste tonnellate di siringhe, spacciatori e tossicodipendenti distesi per terra in una pozza di sangue o di escrementi. Qua non si può andare avanti così. Quella zona era il fiore all'occhiello di Mestre, era la parte elegante, distinta di Mestre, piena di bei negozi, di belle botteghe, dove la gente si incontrava, socializzava, si controllava l'uno con gli altri, si formavano le sane relazioni interpersonali e costituivano un presidio a quei fenomeni di emarginazione e di degrado che probabilmente sono sfuggiti all'attenzione di qualcuno. Che adesso sono anche a Venezia, Vianello, sì. Perché abbiamo visto ieri sera una rissa tra bande straniere con colpi di pistola. Francesco Vianello, prima il Veneto. Grazie, buonasera a tutti. Grazie molto Vianello.